Alla fine del 2024 il Veneto toccherà circa 60.000 tesserati. Questo boom penso che dipenda molto dal grande lavoro che sono stati fatti dai circoli, perché evidentemente c'è stato un grosso movimento di tornei, di organizzazione di tornei, sia a livello giovanile sia a livello senior, e quindi questo ha permesso a tanti giocatori di poter frequentare e quindi anche di fare ulteriori tessere. Ma soprattutto devo dare anzi un grazie ai maestri che con il progetto Racchette in Classe hanno fatto circa 20.000 tesserati nelle scuole, e questo è un progetto che noi ci teniamo in maniera particolare, perché sempre di più cerchiamo di investire nelle scuole, è il nostro futuro. C'è tanta concorrenza nello sport, quindi le risorse che noi abbiamo a livello di federazione cerchiamo di investire sui bambini, sulle scuole. Tra l'altro adesso noi all'interno della nostra federazione c'è il pickleball, e il pickleball è un ottimo propedeutico per quello che può essere anche lo sport del tennis. Quindi i maestri ne stanno approfittando, e penso che il futuro del Veneto, ma anche di tutta Italia, è veramente roseo.